Presidente Dalbò, insomma, 2 anni di lavoro, ora finalmente la tecnologia è pronta e c'è anche la normativa adeguata. Sì, da gennaio di quest'anno possiamo retrofittare le auto, trasformarle, quindi fare la conversione da motore endotermico a motore elettrico e possiamo avvalerci di una normativa che prima non c'era. In questo senso Confartigianato ha lavorato affinché venisse resa possibile questa trasformazione con l'omologazione, cosa che prima non c'era. In concreto, cosa si potrà fare? Nel concreto adesso stiamo lavorando per ottimizzare ed industrializzare il prodotto. È chiaro che non sono cose così veloci da finalizzare, per cui una volta che sarà pronto il kit sarà possibile da parte dell'utente accedere presso un'officina qualificata e certificata alla trasformazione, la quale toglierà il motore endotermico, lo sostituirà con il motore elettrico facendo tutte le operazioni di interfaccia del caso per mantenere le caratteristiche di sicurezza dell'auto, e quindi l'utente potrà trasformare la sua auto e viaggiare con un carburante che è l'energia elettrica, appunto. In sostanza quello che avviene oggi già per un impianto GPL a metano, il procedimento è un po' meno lo stesso. Diciamo che ci siamo rifatti proprio allo schema del retrofit per impianto GPL e metano, che presenta già una procedura snella proprio per l'omologazione dell'auto. Nell'impianto GPL viene aggiunto qualcosa, in questo caso invece quello che viene tolto viene compensato da un nuovo motore. Con i vantaggi di un carburante, chiamiamolo così, molto più conveniente rispetto alla tradizionale benzina diesel. Un carburante che è ecologico, un carburante che è economico e soprattutto nel caso in cui ci si affidi a fonti di energia rinnovabile, un carburante che è ecosostenibile. Ecosostenibile è anche tutta l'operazione che prevede la mancata rottamazione dell'auto, quindi costi per il riciclo di materiali usati e quindi il riutilizzo di una cosa che altrimenti sarebbe un costo per tutta la società. Peraltro non solo le classiche auto private, possono anche essere interessati altri settori, altri bacini di veicoli. Sì, la cosa interessante è che nel progetto, come da qualche anno succede, possiamo riconvertire degli autobus, quindi questo va a impattare nella mobilità pubblica, ma in questo progetto ci sono motoveicoli, ci sono mezzi agricoli, ci sono macchine agricole, e quindi questo va a suffragare quel principio di ecosostenibilità, quella chiusura del ciclo energetico che prevede il progetto. Anche autobus, ad esempio, ce ne sono parecchi di piuttosto vecchi che potrebbero essere riconvertiti. Sì, assolutamente. Nel caso degli autobus, molti fino adesso venivano riconvertiti con sistemi a metano, adesso potrebbe esserci la possibilità di riconvertirli in modo elettrico. Tant'è che nel caso di aziende o comuni che hanno la disponibilità finanziaria, vedi altre città europee, alcuni autobus vengono già acquistati elettrici direttamente nuovi. Quante officine potenzialmente potrebbero essere interessate? Beh, la potenzialità, parliamo, visto che siamo a Treviso, della nostra marca, le autofficine che sono le uniche, sottolineo, che hanno i requisiti per l'installazione, questo è sancito appunto dalla normativa, nella provincia di Treviso sono 800. È chiaro che io credo che tutte naturalmente non potranno essere interessate, ma è un argomento molto appetibile, anche perché prepara l'autoriparatore ad un'assistenza per la macchina elettrica che a qui a breve vedremo in maniera molto più presente nelle nostre strade. E proprio per questo voi lanciate anche un apposito corso di formazione professionale. Sì, oggi è la giornata anche della presentazione di un corso, il primo in Italia in questa specie, probabilmente anche in Europa, dove si insegna all'autofficina
a come installare, come retrofittare l'auto, sia dal punto di vista tecnico ma anche nel rispetto delle norme di sicurezza che operando sull'elettricità sopra un certo voltaggio sono previste anche dalla legge e dalla sicurezza.